Il dottor Davide Schirru, che è archeologo del museo, è stato da tramite per questo invito. Ha proposto lui di invitare la professoressa Holt e siamo stati ben lieti di accogliere questa proposta. Quindi oggi ritorniamo a un tema archeologico, a delle novità che sono anche ancora in corso, sono delle ricerche ancora in corso. Come di consueto vi annuncio i prossimi eventi. Il prossimo sarà già domani, nell'ambito della rassegna Pomeriggi di Paesaggi, che come sapete senza una cadenza fissa ma abbastanza regolarmente il museo organizza, si terrà un evento extra moenia, possiamo dire, presso la Villa Ballero a Giorgino, un evento intitolato I paesaggi di Sant'Efisio, domani alle 17, organizzato in collaborazione dai Musei Nazionali, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Cagliari, con l'Arciconfraternita del Gonfalone di Sant'Efisio, e anche con il Comune di Cagliari, naturalmente, con cui, ricordo sempre, co-organizziamo anche questi eventi. I relatori saranno, a parte, dopo i saluti istituzionali dell'assessore Maria Francesca Chiappe e miei, Gianluca Palla dell'Agenzia del Demanio, professor Benedetto Ballero, Don Mario Ledda, cappellano dell'Arciconfraternita, la storica dell'arte della Soprintendenza Maria Passeroni, che è stata anche tra i nostri relatori, come del resto anche Don Mario Ledda qualche anno fa, la dottoressa Susanna Paulis, antropologa della Regione, anche lei tra i nostri relatori, e Michele De Laurentiis, che è il funzionario demo-etro-antropologo della Soprintendenza. Quindi domani siete tutti invitati alle 17 presso Villa Ballero a Giorgino. Giovedì prossimo, sempre alle 17, torneremo invece a un altro tema che abbiamo approfondito qualche giovedì fa con il professor Bezzu, sempre su quella traccia. Il nostro relatore sarà il professor Pietro Ciarlo, professore emerito di diritto costituzionale, che affronterà la storia dei rapporti tra Stato e Regioni in tema di beni culturali. Quindi è un tema che il museo di volta in volta ha ripreso e approfondito. Giovedì 10, sempre alle 17, il nostro relatore sarà Giancarlo Buffa, che ha donato al museo la sua raccolta di disegni, il suo archivio in generale, quindi ci parlerà di questa donazione e in generale della sua carriera. Quindi giovedì 10. Giovedì 17 salteremo perché è giovedì santo, quindi non ci sarà Lezio. Riprenderemo giovedì 24 con una relazione del professor Paolo Savona, quindi tutti i giovedì di aprile ad eccezione del giovedì santo, sempre alle 17, vedranno... scusate, giusto, col professor Savona, quindi dopo Pasqua inizieremo alle 18 perché sarà entrata nel frattempo l'ora legale, quindi ricordiamo, lo ricorderemo comunque il 10, quindi il 3 e il 10 ancora alle 17, il 24 invece alle 18. Grazie, la professoressa Monge adesso presenterà la nostra relatrice. Buonasera, io sono particolarmente riconoscente alla professoressa Holt di essere nostra ospite, a fugare l'idea. Abbiamo qualche come dire, remora a parlare di nuraghi. In realtà noi abbiamo avuto relatori straordinari, mi riferisco in particolare al professor Michel Gras, che ha aperto nuove prospettive anche per quanto riguarda la statuaria di Monteprama. Voglio ricordare che adesso un'ipotesi che lui ha formulato sta iniziando a essere presa in considerazione. Quindi ogni tanto bisogna
come dire, superare delle forme endogamiche nella ricerca, ed è molto utile che dei ricercatori vengano da fuori e dialoghino con ricercatori locali. La professoressa Olto frequenta la Sardegna da diversi anni con un progetto estremamente interessante che riguarda l'altopiano di Siddi, luogo intenso come presenze, e il nostro dottor Schirru, che adesso è parte dell'organico dei musei nazionali, in realtà già con lei aveva iniziato a collaborare, fa parte di quel progetto. Ci aiuterà quando qualche parola, la professoressa Olto parla l'italiano naturalmente, il suo italiano, e il dottor Schirru ci aiuterà su qualche parola specifica. Ecco, perché dico che è interessante tutto questo così andare e venire, questa dialettica tra ricercatori che vengono da fuori. In fondo alcune grosse scoperte sulla Sardegna nuragica la dobbiamo ai ricercatori di Cipro, no? Ad esempio. E il fatto che nella ricerca al di fuori della casa nostra, dei nostri piccoli territori, sia preminente una ricerca con un approccio scientifico, con discipline scientifiche, cioè le discipline scientifiche in senso stretto, che poi fanno parte insieme alle humanities della possibilità di ricostruire, è estremamente importante. E questo è rilevante perché noi andiamo spesso all'ingrosso, parliamo di nuragico, quale? In quale luogo? In quale momento preciso? Come inizia questa storia? Non la storia delle narrazioni su cui nei dialoghi spesso ci siamo soffermati, cioè il mitocentrismo che oggi è nuovamente di moda, che è sempre una fuga dalla realtà. In 2 secoli, negli ultimi 2 secoli, quando in Sardegna non sai cosa decidere, parla di nuraghi che distrae, sono azioni. L'archeologia è una specie di disciplina di distrazione di massa molto spesso. Chiedete a Mussolini che era un maestro da questo punto di vista. Quindi il fatto di essere più precisi, quasi chirurgici, parlando di nuragico e di nuraghi, straordinarietà che è stata tutta l'età del bronzo, ci porta, i ricercatori che ospitiamo, non in vacanza, ma per fare ricerca in termini precisi, di proprio sulle origini, nella piana di Siddi, proprio di come quel fenomeno ha iniziato ad essere così generativo da produrre una delle architetture più complesse e per certi aspetti misteriose, tra virgolette, perché per fare il nuraghe a Rubiu, il complesso a Rubiu, io credo che non ci voglia, non sono stati gli extraterrestri, ci volevano competenze tecniche ben precise. Quindi come si arriva ad avere quelle competenze? Chi sono? Com'è quella società? Com'è quel tipo di paesaggio? Perché noi ragioniamo in termini di paesaggio dell'oggi dove i nuraghi esistono. Quindi i nuraghi sono dentro un paesaggio dell'oggi e si portano appresso una memoria genetica di paesaggi che si sono succeduti. Dunque, per farla breve, l'ho detto altre volte, noi siamo proprio all'inizio di questa ricerca. Non possiamo che fare domande e chiunque pensi di saperne, come dire, tutto, no. Il giorno che vedrò un nuraghe rilevato secondo la tecnica e la metodologia dell'archeologia degli elevati, quindi vedendo anche tutte le ristrutturazioni, io ho avuto, l'ho detto altre volte, la fortuna di visitare il LOSA con il professor Setti, ho detto vorrei avere un'altra vita per lavorare soltanto su questo manufatto che è stato usato in periodo romano, periodo punio, periodo romano, fino alla fase giudicale. Quindi
le persistenze di quel fenomeno noi ancora non le conosciamo. Quanto la legge delle chiudende abbia agito in luoghi dove c'erano molti nuraghi è sotto gli occhi di quelli che si sono fatti le tanche nei nostri territori. Più alta era quella densità, più facilmente si potevano trovare pietre per poter praticamente chiudere Zastancas. Allora, quindi noi ospiteremo in futuro altri studiosi di discipline anche cosiddette scientifiche, come abbiamo fatto con i geologi, ad esempio, come abbiamo fatto col professor Cuca, con cui abbiamo esordito, che è un genetista, che richiameremo per vedere, dopo 3 anni e mezzo di dialoghi, nella analisi genetica sono successe molte altre cose. Dunque, grazie alla professoressa Holt, alla sua equipe, benennida e appunto buona lezione. Buonasera, grazie per la bellissima introduzione. Vorrei ringraziare la professoressa Mongiu e il dottore Moscolino e il Museo Nazionale di Cagliari per avermi invitato a presentare la mia ricerca in questo bel monumento, e vorrei ringraziare anche tutti voi per essere venuti. Spero di dare uno sguardo di una comunità antica, unica ma anche affascinante. E per ultima cosa, vorrei chiedere scusa in anticipo per gli sbagli eventuali che sono sicura di fare. È vero, inevitabile. Il mio italiano è lontano dall'essere perfetto e vi chiedo la vostra pazienza. Allora, ok, sì. Dove si è sviluppata la comunità nuragica di Sagonca e Sagresia, questa comunità di che parlo con questa presentazione alle origini del fenomeno nuragico, dove faccio il mio progetto Prane Sidi. Dove si trova? Si trova Sagonca Sagresia sull'altopiano di Sidi, nel comune di Sidi, nella regione del Medio Capitano, proprio la Marmilla, qua al centro-sud dell'isola. Sull'altopiano di Sidi si trovano 16 nuraghi, soprattutto di forma arcaica, e la famosa tomba dei giganti Sodoma e Sorku. I nuraghi si trovano intorno al perimetro, la tomba al centro-nord, più o meno a 580 metri di distanza da Sagonca Sagresia, all'ovest. Sagonca Sagresia forma una parte di un sistema insediativo nuragico molto ricco, come si vede qua. Il raggio, questo, di 5 km, è significativo perché i 5 km rappresentano un tipo di limite energetico. È la distanza media che una persona può camminare, lavorare nei campi per la giornata e tornare senza spendere troppe calorie. E quindi fa questo limite energetico. Negli studi etnografici troviamo spesso che il raggio di 5 km delimita movimenti quotidiani di una comunità. Allora, cosa è successo? Facciamo così. Ok. Allora, per la comunità che era stabilita a Sagonca Sagresia, che si trova qua, al limite nord-est dell'altopiano, è possibile che abbiano avuto contatti frequenti con tante altre comunità. Quantomeno c'era la possibilità. Però dobbiamo tenere in mente che è ancora possibile che tutti questi siti arancioni, non esistevano quando Sagonca e Sagresia fu fondata e quando aveva il suo periodo di attività. In ogni caso, per capire i possibili rapporti con altri siti nuragici, dobbiamo capire bene il sito stesso. Ed è su di questo che parlerò in dettaglio stasera. Facciamo questo. Ok. Iniziamo con una valutazione della struttura stessa.
Questo abbiamo fatto grazie a un lavoro di fotogrammetria e di fotografia aerea fatto col drone dall'archeologo Juan Aguilar nel 2019. E questa foto mostra la Conca Secresia dall'alto. Si possono distinguere 3 fasi di costruzione. Si vede bene. La parte centrale qua, la prima fase in blu, una giunta qua al nord, alla seconda fase in blu chiaro, e una grande aggiunta qua al sud in verde, questa è la terza fase. Si capisce l'ordine della costruzione guardando se un muro affianca un altro muro o se i muri si intrecciano tra di loro come questo. Analizzando le strutture si può capire che è un nuraghe grande di tipo arcaico con queste 3 fasi di costruzione e dunque risale alla prima cultura nuragica, e questo è importante. E che questo nuraghe è stato costruito nel corso di tempo con queste fasi di costruzione, ma capire molto di più ci vuole un progetto di scavo, perché queste sono solo le cose che possiamo vedere da alto. Abbiamo fatto un progetto di scavo. Con l'esperienza e l'aiuto instancabile del mio collega Dr. Mauro Pera, anche con l'entusiasmo e il sostegno del sindaco di Sidi, Marco Pisanu, e con il lavoro e la pazienza di tanti operai di Sidi e di tanti studenti internazionali abbiamo fatto questo progetto. Nella prima campagna di scavi abbiamo scavato 2 saggi in parti della struttura in cui si vedeva ancora la struttura intatta e accessibile. Tutte e due di queste strutture sono della terza fase di costruzione, si vede qua. Il saggio 1 in un terzo della camera naviforme, questa è la camera naviforme, è un po' difficile vedere, ma c'è qua. E il saggio 2 in questa struttura rotonda qua, forse la base di un torre a ovest della struttura principale, centrale. Il saggio 1 è stato scavato nel corso di 3 estati, dal 2009 fino al 2011, e abbiamo trovato un bel strato di crollo, ma il crollo è servito tanto per proteggere gli strati archeologici, e sotto il crollo abbiamo trovato quasi 2 metri di deposito, una cosa fantastica. Tanti di questi strati erano strati di frequentazione o di abitazione, come si vede qua da questo focolare nuragico, ben definito qua, bellissimo. E il saggio 2 è stato meno profondo, con solo 4 strati, tutti strati di abitazione di una rioccupazione punico-romana. Questi abitanti hanno tolto tutti i depositi nuragici e hanno mischiato i materiali con materiali di epoca punica e romana. Dunque, tutti i materiali nuragici di questo saggio sono fuori contesto e non sono molto utili per fare le analisi. Allora, l'unico deposito che potrebbe essere nuragico è un tipo di pavimento che abbiamo trovato in fondo, però è anche possibile che questo sia punico-romano. Perché il saggio non ha reso materiali databili ad un contesto nuragico sicuro, mi concentro stasera sui risultati del saggio 1. Per prendere il massimo dell'informazione possibile dello scavo, è necessario raccogliere non solo i reperti grandi, ma anche quelli piccoli, che al primo sguardo possono sembrare insignificanti, però non sono. Per effettuare questa raccolta, mettiamo tutti i sedimenti scavati in una maglia da 1 centimetro quadrato e conserviamo tutti i reperti che troviamo nella maglia. Tutto. Anche i sedimenti setacciati sono conservati, abbiamo qualcosa da fare con loro. Un campione di 5 litri, quando possibile, è portato in laboratorio per fare la flottazione. La flottazione
è una procedura in cui si mischiano i sedimenti setacciati con acqua e si agita leggermente e i materiali vegetali carbonizzati galleggiano e vengono raccolti. E si vede qua, c'è questo tessuto molto fine e si può versare l'acqua e tutti i materiali carbonizzati sono dentro. Così recuperiamo informazione sull'agricoltura e anche sulla dieta e recuperiamo anche materiale per fare la datazione al carbonio 14 che si fa preferibilmente sui semicarbonizzati, quando possibile. Per il saggio 1 a Seconca Secresia siamo molto fortunati. Abbiamo una serie di 7 datazioni al radiocarbonio che ci lasciano capire la cronologia di tutto il saggio. Ci sono diversi modi per modellare i dati che sono per lo più d'accordo tra di loro, e quindi a posto. La vita in questa parte della camera naviforme inizia verso il 1750 a.C. e finisce verso il 1300 o il 1280 a.C. Leggendo la datazione in confronto con la stratigrafia del saggio, si capisce che sono state 5 fasi di vita a Seconca Secresia. La datazione scientifica corrisponde, nella maggior parte dei casi, con la datazione relativa, data dalla tipologia di tipi della ceramica, che sono diagnostici per certi periodi. La ceramica diagnostica parla di una cronologia che inizia dal Medio Bronzo per la fase 1 e continua fino all'inizio del Medio Recente per la fase 5. In totale, questa parte del nuraghe è stata frequentata per 450 anni, un bel po' di tempo. Sono stati 2 fasi di abitazione, fase 2 e fase 4, e questo è molto importante perché si deve sempre fare il confronto tra cose simili. Ci sono state anche 2 fasi di riempimento, la fase 1 e la fase 5. Questo riempimento della fase 1 è stato effettuato per preparare il sito per la costruzione del nuraghe, per fare tutto piatto. Il riempimento della fase 5 sembra più un tipo di chiusura dello spazio. La fase 3 è ancora difficile da interpretare, ma sembra una fase di discarica o riempimento particolarmente associato all'attività di produzione. La fase 2 consisteva di strati di abitazione molto fine, pavimenti di argilla compattata con una profondità a volte solo di un paio di centimetri, finissimi. Sopra di questi pavimenti abbiamo trovato materiali della vita quotidiana, tipo resto di pasto, strumenti in basalto e in ossidiana e frammenti di ceramica. Ogni pavimento aveva anche un focolare ben costruito di frammenti di ceramica impostato nel pavimento in una forma più o meno circolare, anche ovale. Veramente, posso dire, questi focolari sono i più ben definiti che mai ho visto nella mia carriera. Parliamo di esempi da manuale. Perfetti. Sopra ogni focolare c'era un ammasso di cenere, veramente un sogno per la flottazione, quindi dà tanta informazione. La fase 4 consisteva di strati simili per funzione agli strati di fase 2, quindi un confronto è possibile. I pavimenti erano più spessi, ma ancora di argilla compattata, pieni di resti della vita quotidiana. C'era anche un focolare con un ammasso di cenere, che si vede qua. Dunque, poiché la formazione di fase 2 e fase 4 sono simili, possiamo fare un confronto dei reperti che abbiamo trovato dentro gli strati per capire se ci sono stati cambiamenti nel corso del tempo nella vita quotidiana degli abitanti. Capire questi cambiamenti, se ci sono, è un obiettivo importante della ricerca,
perché può aiutare a capire come è sviluppato il fenomeno nuragico, almeno in un esempio, l'esempio di Sagonca Secresia. Però, prima di avere la possibilità di raggiungere conclusioni, è necessario studiare i reperti. Lo studio prende tanto tempo. Gli archeologi dicono spesso che per ogni giorno sul campo ci vogliono almeno 3 nel laboratorio. A mio parere, 3 giorni sono anche pochi, particolarmente oggi, quando abbiamo tanti metodi scientifici che possiamo utilizzare per prendere il massimo di informazioni da ogni reperto. Lo studio dei reperti dagli scavi a Sagonca Secresia è ancora in corso e c'è molto da fare. Dunque, tutti i risultati che spiego in questa presentazione sono preliminari. È possibile sempre che cambino con lo studio. Nello scavo abbiamo trovato tantissime testimonianze della vita quotidiana, ad esempio la ceramica, macine per fare la farina, strumenti per lavorare tessuti, manufatti di ossidiana e resti di pasti. Stasera parlo soprattutto della produzione artigianale e della produzione e del consumo di alimenti. Abbiamo trovato tante testimonianze per la produzione dei tessuti. Queste testimonianze, nella maggior parte, sono le fusaiole per la produzione di filo, però abbiamo trovato anche 2 pesi, che si vede qua e qua, probabilmente per un telaio. Una cosa interessante sulle fusaiole è che si usano le più piccole per fare il filo più sottile, evidentemente, però così è possibile misurare le fusaiole per capire se la produzione dei tessuti è diventata più sottile nel corso di tempo. E questo è un esempio di uno studio che vorrei fare nel futuro. Non l'ho fatto ancora, però sarebbe molto interessante. C'è anche evidenza per la lavorazione dell'ossidiana, che include le lame ritoccate e i lunati. Troviamo anche punte di freccia. Il fatto che troviamo punte di freccia, anche in contesti sicuri, è interessante perché sono un tipo di reperto che associamo con il Neolitico e con l'età del rame, invece del periodo nuragico. Anche con la cultura del vaso campaniforme e quindi con il bronzo antico, ma di solito non con il medio bronzo e la cultura nuragica. Però le punte di frecce sono belle e si può trovarle in superficie, quindi è possibile che i nuragici le abbiano trovate per caso e le abbiano conservato come una cosa speciale, forse con un significato particolare. Potrebbe essere. Un altro tipo di produzione per cui lo scavo ci ha dato almeno piccole testimonianze è la lavorazione del bronzo. Abbiamo trovato 2 scorie che parlano di una lavorazione ad alta temperatura. Si vede che è evidente là. Ma dallo scavo che facevamo tra 2009 e 2011 non abbiamo altro che queste 2 scorie. Non è tantissimo. Quindi, a questo punto, a 2011 diciamo, cosa possiamo dire di come è cambiata la vita quotidiana a Sagonca Secresia nel corso di tempo? In particolare, cosa possiamo dire sulla produzione e il consumo di alimenti? Questi sono i risultati dello studio macrobotanico dei semi carbonizzati che abbiamo trovato con la flottazione. Lo studio è stato effettuato da Anne Dighton, un'esperta australiana che collabora con il progetto. E qua si vede che sia nella fase 2 che nella fase 4 hanno praticato un'agricoltura basata sul grano e orzo, con una contribuzione minore di legumi e frutte. Però si vede anche che ci sono stati cambiamenti nei prodotti su cui hanno deciso di concentrarsi. L'orzo è stato una parte della dieta più importante nella fase 2 rispetto alla fase 4. E i legumi sono diminuiti tantissimo come contribuzione alla dieta. Quindi possiamo dire che con il tempo
questa comunità nuragica si concentrava maggiormente sull'agricoltura di grano in particolare. Un altro metodo per capire l'agricoltura è lo studio dei fitoliti. I fitoliti sono fossili microscopici che le piante producono, particolarmente le erbe. Questi microfossili aiutano a dare rigidità ai fusti e ai rami delle piante. Ma poiché sono pietre, alla fine, rimangono nei sedimenti per lungo tempo dopo che la pianta si decompone e quindi possiamo trovarli. I fitoliti prendono delle forme particolari delle piante che li producono, quindi è possibile analizzare sotto un microscopio per capire le piante che c'erano in un ambiente anche quando nessuna pianta è stata carbonizzata. Questo è uno studio fantastico. Questo studio dei fitoliti è stato effettuato da dottoressa Anka Marsh e dottoressa Emma Jenkins, 2 esperte del Regno Unito. E dalle forme di questi fitoliti possiamo capire che i nuragici hanno portato piante intere al sito per fare la trebbiatura. È molto probabile che usavano le stelle del grano per altre lavorazioni, forse la produzione di cestini. Dai resti faunistici possiamo capire tanto del consumo di carne a Segonca Segresia. Lo studio dei resti faunistici è una specializzazione mia e ho fatto queste analisi con il contributo di un'esperta inglese, dottoressa Hannah Ross. Come possiamo vedere, hanno allevato e mangiato soprattutto gli animali che noi archeologi chiamano i domestici neolitici, gli ovi caprini, i suini e i bovini. Ma si vede che c'era anche un piccolo contributo di carne da animali selvatici, gli uccellini, i Prologus sardus e i cervidi. Il Prologus sardus era un piccolo animale nello stesso ordine dei conigli che ora è estinto, non esiste più. Facendo il confronto tra la fase 2 e la fase 4, possiamo notare che c'era un aumento nel contributo dei suini a scapito degli ovi caprini. C'era anche un piccolo aumento nell'importanza dei bovini, l'inizio della caccia dei cervidi e una diminuzione nell'importanza della caccia di piccoli animali, come gli uccellini e i Prologus sardus. Però si vede dal numero di esemplari, qua e qua, questi sono i numeri di esemplari, che i resti sono molto frammentati e non si possono identificare tanti resti a livello di specie. Molto difficile. Quindi, di solito si può identificare un resto per la sua grandezza, almeno, anche se il resto è solo un frammento, è anche molto, molto piccolo. Allora possiamo utilizzare i resti identificabili solo per grandezza dell'animale, per controllare le conclusioni dai resti identificabili a specie. Si vede che i 2 campioni vanno d'accordo. Quelli identificabili e quelli non identificabili. C'era un aumento nell'utilizzo degli animali di grande taglia, tipo i bovini e i cervi, e una diminuzione nell'utilizzo di animali di piccola taglia, tipo i Prologus sardus, e di media taglia, tipo gli ovi caprini. Questi risultati sono già interessanti e importanti, però volevo anche vedere se era possibile capire di più usando metodi scientifici. Allora ho deciso di fare uno studio di analisi isotopiche del carbonio e dell'azoto sugli animali domestici a Segonca Segresia. Cosa vuol dire fare le analisi isotopiche del carbonio e dell'azoto? Cosa possiamo capire da questo? Il carbonio e l'azoto danno informazioni sulla dieta. Il carbonio possiamo utilizzare per capire come ha funzionato la pastorizia a Segonca Segresia. Di solito mettiamo i risultati
delle due analisi insieme in un grafico così, con il carbonio sull'asse delle X e con l'azoto sulle asse del Y. Un valore più alto di carbonio significa che gli animali hanno mangiato più piante di tipo C4. Il grano e l'orzo e la maggior parte delle piante da un ambiente temperato, come questo, sono del tipo C3. Le piante del tipo C4 sono di solito di origine tropicale o sottotropicale? Subtropicale, come il mais. Un valore di carbonio più alto può anche significare un contributo alla dieta di risorse marine, ma questo non aspettiamo per gli ovicaprini. Un valore di azoto più alto significa che un animale ha mangiato proteine di origine animale, quindi è un valore che aspettiamo di essere più alto per gli onnivori rispetto agli erbivori e più alto per i carnivori rispetto agli omnivori. Però c'è un'altra cosa che può alzare il valore. Se un animale si nutre su specie vegetali che crescono in terreni concimati, vuol dire con un'agricoltura molto più intensiva. Allora, ho proposto uno studio dei resti faunistici da Tsakonka Secresia, utilizzando le analisi isotopiche del carbonio e dell'azoto per capire gli eventuali cambiamenti nella pastorizia nel corso di tempo. Il progetto si chiama ZANBA, Zooarchaeology of the Nuragic Bronze Age, in inglese, ed è stato finanziato con una borsa di ricerca Marie Curie del Consiglio Europeo della Ricerca. Il progetto si è svolto durante la pandemia e non sarebbe stato possibile, senz'altro, senza l'aiuto del mio collega, dottor Davide Schiro, che mi ha aiutato tantissimo con questo. Per questo studio ho analizzato animali da fase 2 e fase 4, ma anche da fase 5 per avere un campione più ampio. Dalla fase 2 ho analizzato 5 ovicaprini, 2 bovini e un suino. Dalla fase 4 ho analizzato 7 ovicaprini, 4 bovini e 3 suini. E dalla fase 5 ho analizzato 13 ovicaprini e 3 suini, perché non c'erano bovini in quello strato. Non è stato possibile analizzare animali dalla fase 1 o dalla fase 3 perché non abbiamo trovato resti adeguati in questi contesti. Peccato. I valori attesi per il carbonio per erbivori con una dieta di piante C3, come aspettiamo, e per gli ovicaprini, anche per i bovini da Tsakonka Secresia, sono tra il 21, qua, il 21 negativo, fino al 19 negativo. I valori attesi per l'azoto, per erbivori che hanno pascolato sui terreni non concimati, non superano il 7 qua. I valori attesi per gli onnivori, come i suini, sono più alti sia per il carbonio che per l'azoto, ma particolarmente per l'azoto. In questa slide vediamo tutte le specie e tutte le fasi insieme. I risultati per tutte danno un'idea generale dell'allevamento. Gli ovicaprini mostrano maggior variabilità rispetto alle altre specie, ma costituiscono anche il gruppo più grande. I valori dell'azoto più alti possono indicare che certi individui pascolassero sui terreni concimati o si nutrissero di foraggio concimato. In questa slide vediamo solo gli ovicaprini divisi per fase, quindi quelli più antichi sono blu, da fase 4 verde e fase 5 arancione. La tendenza che è evidente qua è che nel corso di tempo
i modi in cui gli ovocaprini venivano allevati diventa più vario. Nella fase 2, quasi tutti gli individui sono compatibili con una dieta di sole piante C3, cresciute in terreni vergini, quindi un'agricoltura semplice, non molto intensiva. C'è solo un individuo, questo qua, che ha pascolato un po' nei terreni concimati. Nella fase 4 ci sono più individui che hanno pascolato sui terreni concimati, ma tutti sono ancora compatibili con una dieta di sole piante C3. Nella fase 5 abbiamo ancora più variabilità e ci sono 2 individui che hanno avuto almeno qualche contributo di piante C4 nella dieta. Questo e questo. Proprio un po' strano. Quali piante C4 esattamente? Questa è una domanda che richiede più ricerca, è una cosa che sto studiando ora. Ma la spiegazione più probabile è che queste piante sono piante spontanee che crescono in ambienti particolari. I risultati per i bovini sono comparabili con quelli degli ovocaprini, con l'eccezione che, almeno in questo gruppo, non abbiamo trovato evidenze che i bovini hanno avuto un contributo di piante C4 nella dieta, quindi loro non hanno avuto accesso a questo pascolo particolare. I risultati per i suini sono anche comparabili con gli ovocaprini e questo è interessante perché vuol dire che gli abitanti di Sagonca Secresia non hanno dato i resti della carne che hanno mangiato ai suini, come succede spesso in tante culture. Un'altra cosa interessante è che i suini della fase 5 sono molto simili tra di loro, si vede qua, questo piccolo gruppo, molto simile tra di loro. È possibile che questo indica un approccio standardizzato all'allevamento. Allora, cosa possiamo concludere da queste analisi isotopiche? Gli isotopi del carbonio e dell'azoto indicano una crescente variabilità nei metodi di allevamento degli ovocaprini nel corso di tempo. Questa espansione può indicare un rafforzamento del potere politico, lo sfruttamento diretto di territori più ampi o il diritto di esigere un tributo di comunità pastorali più estesi, o anche tutti e due. È anche possibile che questa espansione indica lo sviluppo di reti di cooperazione più articolate. E quindi 2 interpretazioni diverse, ma tutti e 2 è possibile. Almeno un ovicaprino, e probabilmente 2, doveva essersi nutrito anche di piante C4. Questo può indicare l'utilizzo di aree di pascolo specifiche, particolari. I risultati relativi ai suini dalla fase 5 suggeriscono lo sviluppo di un approccio standardizzato all'allevamento dei suini, ma si rende necessaria un'analisi su un campione più ampio perché i pochi suini che abbiamo non è sufficiente proprio. Allora, conclusioni preliminari sull'evoluzione nel tempo a Sagonca Secresia, quali sono? Per la lavorazione di diversi materiali, per la produzione di diversi strumenti e per l'uso di materie prime di prestigio, abbiamo più evidenze nelle fasi tarde che nelle fasi iniziali. Solo per il consumo di risorse marine, che dobbiamo tenere in mente dovessero necessariamente essere di prestigio, perché ci vuole un viaggio di almeno 30 chilometri per raccoglierle, abbiamo più testimonianze nelle fasi iniziali che nelle fasi tarde. Leggendo tutte le evidenze insieme,
possiamo identificare sfruttamento di un territorio più esteso attraverso la coercizione o la cooperazione. Sviluppo nel tempo di una preferenza per tipi di carne particolari, suini, bovini, cervidi. Diminuzione dell'importanza delle risorse marine nella dieta. Agricoltura meno variegata, concentrata sul grano. Lieve aumento della disponibilità di materie prime di prestigio, tipo bronzo, pietre speciali. Indizi di un'attività artigianale più intensiva. Cosa possiamo dire di più su questi indizi sull'attività artigianale? Alla fine abbiamo deciso che era necessario scavare di più per avere più dati. Quindi nel 2022 abbiamo riiniziato il progetto con nuove campagne di scavo. Abbiamo deciso di scavare nell'altra parte della camera naviforme, che si vede qua, perché è molto grande e abbiamo avuto risultati così belli la prima volta, quindi. E abbiamo deciso di fare più analisi che ci possono aiutare a capire l'attività artigianale. Per raggiungere questo obiettivo abbiamo avuto bisogno di coinvolgere ancora più esperti. Qua si vede il dottor Hayden Scott Pratt dal Regno Unito che fa analisi di PXRF sui sedimenti dello scavo. Con le analisi PXRF si può capire la composizione elementare di un oggetto o di un suolo. Abbiamo chiesto a Hayden di fare analisi sull'ossidiana che è stata trovata nei nuovi scavi e anche sui sedimenti e sui martelli di basalto che potrebbero essere utilizzati per la lavorazione dei metalli. Qua si vedono i risultati dell'ossidiana. In confronto con altri studi precedenti, possiamo vedere che la nostra ossidiana viene dai giacimenti SC a Monte Arci, vicino a Pau. E quindi questo è lo studio precedente che ha dato il confronto e questi sono i nostri risultati. Si vede che è esattamente nel stesso posto con SC a Monte Arci, quindi molto chiaro. Il giacimento primario SC si trova a una distanza di 13 km da Sagonca Segresia, che non è una distanza difficile da attraversare, si può andare là, non è necessaria una rete di scambio. Ma è molto probabile che gli abitanti di Sagonca Segresia non sono andati così lontano, non era necessario proprio. È probabile che hanno raccolto ossidiana in deposizione secondaria portata alle pendici occidentali dell'altopiano di Siddi attraverso l'azione di Rio Mogoro, così. Una testimonianza molto interessante sulla lavorazione dell'ossidiana è stato il ritrovamento di questi due frammenti di ossidiana in via di lavorazione. Come si vede, sono due lame, ma con lavorazione e ritocco che sembrano essere destinati a creare punte di freccia. È possibile. Allora è possibile che c'era una continuità nella produzione di punte di freccia a Sagonca Segresia, una cosa proprio particolare. Il reperto più bello che abbiamo trovato nelle nuove campagne è questo pugnale nuragico. L'abbiamo trovato in contesto sicuro che viene dall'ultimo momento di vita al sito. Qua si vede il pugnale dopo il restauro. Questo pugnale è solo il secondo reperto di bronzo che abbiamo trovato in contesti sicuri. 2 reperti da soli non sono sufficienti a confermare che c'era un'attività della lavorazione di bronzo a Sagonca Segresia. Però abbiamo trovato anche più scorie di lavorazione ad alta temperatura e queste sono più indicative.
Per dare più conferme, possiamo utilizzare i PXRF per capire se ci sono tracce di minerali o di metalli sugli strumenti che troviamo. Qua si vede i risultati delle analisi dei reperti identificati come martelli, pestili e pietre per affilare. Gli elementi antimonio, stagno, piombo, arsenico e rame sono tutti elementi associati con la lavorazione primaria dei minerali e con la lavorazione di bronzo. La barra tratteggiata rappresenta i valori di ognuno che si trova nel suolo non antropogenico intorno al sito, quindi il valore che si aspetta di trovare dappertutto, senza un contributo umano. E si vede qua per il piombo e qua per il rame. L'antimonio, lo stagno e l'arsenico non si trovano. Non ci sono al sito. Questo vuol dire che non c'è evidenza per la lavorazione primaria dei minerali. Il piombo c'è, ma solo agli stessi valori in confronto con il suolo, quindi non significa niente. C'è. Ma 4 martelli mostravano valori di rame più alti rispetto al suolo. Questo è il suolo, questo è uno che ha avuto lo stesso valore, ma questo e questo ha un valore più alto. Questa è una buona indicazione che i nuragici a Seconca Segresia hanno lavorato il rame già raffinato, che forse è stato portato al sito in forma di lingotti. Abbiamo fatto le stesse analisi sui sedimenti scavati con risultati simili. Non c'è evidenza di lavorazione primaria di metalli, però c'è evidenza di lavorazione del rame, qua. Abbiamo fatto le analisi sul pugnale con risultati molto interessanti. Il pugnale ha un piccolo contenuto di stagno, piccolissimo. Non è sufficiente per definirlo come un bronzo vero, piccolissimo contributo. C'è un contributo più alto, ancora piccolo, ma più alto, di arsenico, quindi sembra più un rame arsenicale che un bronzo vero. Il PXRF prende l'informazione solo dalla superficie però, e si vede questa superficie è un po'... non è proprio pulito. E quindi è sempre possibile che un'analisi più completa avrebbe risultati diversi, quindi è necessario continuare lo studio, sicuramente. Allora, cosa possiamo concludere dai risultati delle nuove campagne, almeno in modo preliminare, sull'evoluzione nel tempo a Seconca Segresia? La raccolta di ossidiana avveniva in prossimità del sito, senza necessità di reti di scambio. Allo stesso tempo, l'ossidiana era ancora importante per l'identità della comunità, forse perché c'erano queste punte di freccia. Le punte di freccia erano connesse ad una maggiore importanza della caccia al cervo, forse? Forse era una cosa che entrava nell'identità. Lavorazione del rame per produrre rame arsenicale, sembra. Allo stato attuale non c'è evidenza di fusione primaria di minerali e quindi solo lavorazione di rame già raffinato. Le reti di scambio erano necessarie per ottenere questo rame e quindi c'erano. Allo stato attuale non sappiamo come la produzione di tessuti si fosse evoluta, quindi è una cosa che dobbiamo fare più ricerca, perché dobbiamo fare più ricerca. Nonostante l'abbondanza di materiali negli strati scavati, perché ci sono tanti materiali. Però questi risalgono al bronzo recente e alla fine del bronzo medio solo. È necessario allora scavare anche gli strati più antichi, gli strati sotto, prima di poter fare un confronto. E per finire su una nota carina, perché tutti amano gli animali. Penso che ho capito perché i suini non hanno mangiato quasi niente di carne.
è perché gli abitanti di Sakonca Secresia hanno dato tutto ai cani, assolutamente tutto. Devo dire, troviamo pochissimi resti di cane tra i resti faunistici. Tra i 4.296 resti che ho studiato finora, ci sono solo 5 frammenti di osso di cane, solo. Quindi come possiamo sapere che c'erano cani in questo sito? Perché sono assolutamente sicura. Tantissimi resti sono stati morsicati dai cani. È proprio un problema perché fa molta difficoltà per me identificare questi resti, però si vede qua, hanno mangiato proprio l'estremità, tutte le estremità delle ossa. Allora, i cani avevano già un ruolo importante e anche speciale nella vita a Sakonca Secresia. Non l'hanno messo con i resti di pasto come una cosa non importante. Non so dove esattamente hanno finito o sono finiti, però non con l'immondezza. Allora, vi ringrazio per la vostra attenzione. E perché un progetto archeologico non si fa mai da soli, mai, vorrei ringraziare di nuovo il mio co-direttore Dr. Pera e tutto lo staff che ha lavorato con me per tanti anni. Vorrei anche ringraziare la soprintendenza per i suoi permessi per fare questi scavi e queste analisi, e particolarmente il dottor Riccardo Locci e dottoressa Francesca Candilio per tutto il loro aiuto. Vorrei ringraziare anche Antonio Casu, Giovanni Pia e Andrea Agus, che mi fanno sentire sempre molto benvenuta quando faccio lo studio dei resti faunistici alla sede della soprintendenza a Villa Polini. E gli ultimi e più sentiti ringraziamenti vanno sempre al Comune di Sidi e alla comunità e a tutti i cittadini. Voi mi avete fatto sentire sempre a casa e il progetto non potrebbe esistere e non potrebbe andare avanti senza di voi, sinceramente. Anche grazie a tutti i finanziatori. Ringrazio per questa bellissima e chiarissima lezione che penso dimostri un concetto sul quale nel corso dei nostri dialoghi, dei nostri incontri siamo tante volte ritornati, cioè su quello che lo scavo non è scavare in maniera indiscriminata, grandi estensioni come si sente adesso, riportiamo in luce tutto eccetera, talvolta, ma è un scavo che coinvolge tutte le scienze per porre delle domande, dare delle risposte o comunque formulare delle ipotesi e soprattutto ricostruire quello che interessa veramente, cioè come viveva quella determinata comunità, tra l'altro in questo caso in un periodo anche abbastanza lungo, quindi credo che sia interessante non solo in sé ma anche dal punto di vista metodologico, veramente interessantissimo questa presentazione, quindi veramente grazie. Mi associo e devo dire di più. Spesso leggendo mi è capitato di riandare ad alcuni articoli che vi consiglio di leggere, alcuni interventi che il professor Liu fece quando era consigliere regionale, si chiamano interventi di mezza legislatura. Ho il sospetto che quando li leggeva in consiglio regionale forse uscivano e andavano al bar i consiglieri, in cui già allora il professor Liu si dichiarava un po' uno scavatore pentito, lui che aveva scavato barumini, eccetera. C'è una tendenza in molti archeologi, man mano che passa il tempo, di essere proprio scavatori pentiti. Perché? Perché, come abbiamo detto infinite volte, ci sono scritti di Carandini, di Settis in questo, e si parva licet, mi ci metto anch'io, perché lo scavo è un fatto traumatico,
è come l'intervento chirurgico, no? Oggi con le tecniche diverse per operarti al cuore non c'è bisogno di usare la sega per aprire lo sterno, lo dico per chi ci è passato, io in primis. Ci sono oggi metodiche differenti, un intervento che durava 8 ore oggi dura un'ora, un'ora e un quarto. E quest'etica non applicata allo scavo, perché si tratta proprio di un approccio etico, questa sindrome narcisistica, no? Carandini, che è stato 35 anni in terapia, 30 anni con Matte Blanco, beato lui che aveva i soldi per pagare Matte Blanco, arriva al punto di dire che la pulsione di scavo, l'aveva già accennato Freud, è proprio una cosa da tenere sotto controllo, perché è una delle forme da indagare. E noi stiamo vivendo un po' questa stagione, andiamo e scaviamo, così c'è lo sviluppo. Questo sindrome, scaviamo tutto, se scaviamo tutti in nuraghi, voi avete capito quanti anni stanno lavorando in un piccolo pezzo? E quante informazioni praticamente provengono da un'analisi così precisa sull'alimentazione. Il salto poi è anche capire, io sono della scuola di Bianchi Bandinelli, di Torelli e di Zevi, quindi la domanda è anche, sono società paleocapitalistiche per certi aspetti perché praticano una forma di accumulazione e di sfruttamento anche probabilmente della manodopera schiavile, perché va da sé che se accumuli poi puoi avere la manodopera da nutrire per costruire quelle robe, perché ci vuole una forza fisica, quindi ci vogliono proteine. Questa interfaccia tra quella cultura materiale, no? L'esito e tutto ciò che ci ha raccontato sulla capacità, no, di analizzare le ossa è splendida. Devo dire che noi vorremmo scavi di questa natura, perché sappiate che dal secondo dopoguerra fino al 2008 in Sardegna sono stati fatti probabilmente una media, avevamo calcolato con Fulvio allo Schiavo, di 5.000 scavi. Dal 2010 ad oggi il fronte si è aperto a dismisura, leggiamo tutti i giorni cronache, voi immaginate che cos'è l'assalto, è l'assalto a reperire cocci e coccitini che non ti servono a nulla, che butterai un giorno così, perché se non sono finalizzati, no, a una domanda che ti sei posto, non servono a nulla. Quindi voi capite che non c'è un atteggiamento, come dire, di censura rispetto a comportamenti poco etici, ma vi ricordo la lezione del direttore dei musei egizi, di Christian Greco, che ha chiuso dicendo non dimentichiamoci che le ossa che scaviamo erano persone e che i luoghi dove andiamo erano abitati da persone. Ecco, non perdiamo l'umanità e l'etica nel momento in cui leggiamo il mondo antico. Quindi ringraziamo la professoressa Holt e attraverso lei chiunque abbia lavorato con lei, la sua equipe, perché questo suo metodo così preciso, così intelligente, così etico, io credo che aiuterà molti altri ricercatori a essere prudenti nel porsi domande, no? E nel cercare soprattutto di non essere lupi solitari, ma di essere equipe e di intelligenze collettive. Con questo vi diamo appuntamento con Sant'Efisi domani pomeriggio alle ore 17. Sappiate che anche lì c'è lo streaming, lì ugualmente non ci sono che 100 posti, quindi chi vuol seguire ci vada per tempo. Aggiungo 2 comunicazioni. Continuano le visite in sardo il venerdì alle 17 e alle 18, tra l'altro sono coordinate dal dottor Schiro, è stato lui che ha proposto, che ha formato il personale, quindi venerdì ancora per qualche settimana continueranno altri 2 appuntamenti, quindi questo venerdì e il prossimo, poi si spera naturalmente di far sì che il personale possa essere, troveremo delle formule magari su appuntamento, sempre disponibile per delle visite in sardo
campidanese per ora, ma ci stiamo attrezzando. E poi continua la possibilità di visitare le cannoniere il venerdì mattina su prenotazione per i gruppi, e invece senza prenotazione il sabato mattina alle 10, alle 11 e alle 12 con visite guidate da parte del nostro personale, che ringrazio sempre per la collaborazione. Ci diamo appuntamento quindi a domani e poi a giovedì prossimo. Buona serata a tutti. Grazie alla dottoressa Olsi.